24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale. Nessun politico, sono tutti tecnici i ministri del nuovo governo Monti. La scelta è precisa e viene spiegata dal neopresidente del Consiglio con l'aplomb asciutto e sobrio che ormai lo contraddistingue. L'esclusione di personalità politiche e la composizione del tutto tecnica dell'esecutivo, ha detto Monti, agevolerà piuttosto che ostacolare, in attesa che l'eccessiva dialettica tra i partiti si stemperi. E allora eccola la nuova squadra di governo che ha giurato al Quirinale. 11 ministri felicemente sconosciuti ai più, ma tutti con curricula di grande caratura. Tra loro ci sono 3 donne che occupano dicasteri pesanti come l'interno, la giustizia e le politiche sociali. Oltre all'interim, prevedibile e già ampiamente annunciato, di Mario Monti al Ministero dell'Economia, spicca il nome di Corrado Passera, amministratore delegato di Banca Intesa, nominato al Ministero dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture. Un accorpamento questo tra i due ministeri voluto e sottolineato da Monti, che si sta giocando tutte le sue carte sulla crescita economica rapida del Paese. L'altro nome noto, soprattutto in Veneto, è Corrado Clini, nominato all'ambiente e fino a stamattina direttore per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia del Ministero. Unico nome applaudito ufficialmente dai rappresentanti del Parlamentino Veneto, perché si è occupato a lungo del piano di sviluppo per Venezia e dell'area di Marghera. Spariscono invece i 2 ministeri fortemente voluti dalla Lega, quello delle riforme per l'attuazione del federalismo e quello della semplificazione normativa. Un segnale pacato ma netto per dire che il governo è sì formato da tecnici, ma i conti con la politica, in un modo o nell'altro, si devono sempre fare. È stata inaugurata questa mattina alla Fiera di Verona Geo Oikos, la terza edizione della rassegna espositiva dei progetti territoriali, urbanistici e ambientali delle città e del territorio. All'inaugurazione sono intervenuti il vicepresidente della Regione Veneto Marino Zorzato, il presidente di Verona Fiera Ettore Riello, il presidente della provincia di Verona Giovanni Miozzi ed il vice sindaco Vito Giacino. Geo Oikos, promosso dalla Regione Veneto in collaborazione con Verona Fiere, si propone come spazio di incontro tra operatori, enti, aziende, professionisti e associazioni che si occupano di progetti dedicati al territorio, paesaggio, urbanistica, edilizia e ambiente. Una volta si diceva sì a tutti, abbiamo creato lo sviluppo del Veneto, però in modo disordinato. Creare la cultura di uno sviluppo che deve ancora continuare, in modo però più ragionato. E oggi parliamo di bellezza, parliamo di ambiente, parliamo di paesaggio, parliamo di recupero di paesaggio. Credo sia importante, ma soprattutto è importante che in noi entri questa mentalità. Parlare di infrastrutture è un tema secondo me molto rilevante, anche perché è una ricchezza che viene consegnata al Paese, quindi una giusta sensibilità da questi banchi potrebbe essere un elemento rilevante. Guardavo anche in Spagna, che hanno i loro problemi come tanti altri paesi, però sul piano dell'infrastruttura ha lavorato bene, ecco, quindi forse un'attenzione in quel senso non guasta. Allora, Cinzia Serrano, vice questore aggiunto a Padova. Allora, parliamo di questa ordinanza che è entrata di fatto in vigore, questa modifica al codice della strada dal 15 di novembre. Su alcuni tratti della rete viaria del Veneto è entrata in vigore l'ordinanza che prevede l'obbligo dell'attrezzatura invernale a bordo delle auto, così vale non solo per le autostrade, anche per le strade ordinarie. Sì, vale anche sulla viabilità ordinaria, dove chiaramente gli enti proprietari delle strade abbiano ritenuto di dover emettere un'ordinanza di questo tipo. L'obbligo è piuttosto stringente, il motivo dell'ordinanza è quello di assicurare la regolarità della circolazione e la sicurezza sulle strade, affinché non si verifichino episodi come quello che ha interessato l'autostrada lo scorso anno, quando nel tratto appenninico tra
tra Firenze e Bologna a causa della neve migliaia di autovetture e di mezzi pesanti sono rimasti bloccati nella neve senza riuscire a ricevere i soccorsi, proprio perché tutta la careggiata era interessata dalla neve e non c'era possibilità di soccorrere né i mezzi ma anche le persone. Caritas di Verona, di Vicenza e di Belluno con la Fondazione Cari Verona hanno presentato il progetto Esodo, percorsi giudiziari in inclusione socio-lavorativa. Il progetto nasce dall'incontro delle volontà delle tre Caritas, Fondazione Cari Verona e Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria del Triveneto, di promuovere e sostenere percorsi strutturati ed organici di inclusione socio-lavorativa a favore di persone detenute o ex detenute. Il progetto Esodo si sviluppa in specifici percorsi personalizzati in grado di assicurare un effettivo ed efficace accompagnamento della persona detenuta coinvolta all'interno di 4 aree diverse, quali formazione, inclusione sociale, lavoro e sensibilizzazione. Verranno attuati per cui corsi di panificatori, saldatori, grafica, ristorazione, ma anche per il sostegno alle famiglie, educazione alla cittadinanza attiva e accompagnamento al lavoro. La Cina delocalizza a Segrate. Milano diventa capitale mondiale della tecnologia microwave. Il colosso cinese Huawei, 40.000 dipendenti, cerca ingegneri low cost. Tutti i particolari su industria e finanza. Ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo, connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale.